Ciao amici, una baglia che la baglia no. È vero di tante maniere di dire che la nostra meravigliosa lingua milanese l'ha inventata. Cosa vuol dire? Una roba che la servisce no, perché cosa la può servire una baglia che la cammina dell'altro, che la baglia no? A niente. Come ad esempio, volevi noves polemiche stavolta, perché dice ma è possibile che il Fabio ultimamente elga sempre un po' di rugnare su tanti robe? Beh, ma insomma un po' di ancatasè come di solito fu, perché sono dell'idea che tanto il mondo va avanti stesso, ma certe volte anche dirò che proprio mi stanno su stomaco. Dicevi prima della baglia che la baglia no, perché è una roba che servisce poco. Come ad esempio, se vuoi le buon node scrivi in milanese, per l'amor del Signore, mica un peccato, nessuno è sui maestri, tanto me. Ma se ti piace la lingua milanese e prima di tutto che devi studiarla, se dopo te la pretesa e il desiderio, la voglia di insegnare agli altri a scrivere e leggere correttamente la lingua. E che ne tanti di gente in che si improvvisa professor, maestro, istruttore, conoscitore della lingua, ma addirittura che il Corriere della Sera te manda fuori un libretta fa sta maniera, vera che è gratis, vedete insieme al prezzo del giornale, ma insomma il Corriere della Sera mi parlò che sia l'ultimo giornale che ti trovi in giro, no? E se anche loro, almeno loro, quel che l'ha scritto sto libro e scriva alla sua maniera, allora in tanti domande che vengono si fa, no? Senza slargare la questione alla sicurezza di quel che ti legge sul giornale, ma santa sidela, possibile che prima di mandare fuori un libro, e ripeti, il Corriere della Sera, mica il giornale del quartiere, con tutto il rispetto del giornale del quartiere che non fa tanti a cammini di en passant, senza mezzi economici ma con tanta passione, come tutti quelli che fanno anche il mestiere lì. Ma santa sidera, ma almeno dicono già che sia giusto, che però che è ludevole, perché mi conoscono il suo che l'ha scritto questo libro, è ludevole il fatto che ha messo insieme a tanti maniere di dire, tante curiosità veramente interessanti. Ma come sempre manca sempre 30 per fare 31. Allora, se scrive un chichinci che Balabiot, la O di Balabiot si scrive con l'accento, perché sennò non si leggerebbe O, ma possibile che dopo dentro nel libro è un errore dell'altro? Allora, perché sure mi scrivi la U e non la O? Shore dovresti scrivere per leggere shore, perché sennò anche la maniera chi conosce appena la grafia della lingua milanese e sa che mi leggeria sure e non shore. Ma disi, ma guardate che dentro chi che tanti bei rob, quanti strafalcioni, e allora dici ma era il caso, ma viene il che ver veramente bene alla lingua milanese a tirare fuori a chi boh, là si avvia alter la questione. Sì, perché dopo che c'è che dice ma sì, l'importante le capisci, sì certo, l'importante le capì che chi scrive le buon node scrive, insomma. Vabbè,
che ragionamento lì che l'importante è capire e poi lo accetto dal primo che passa per strada, da qualche gaminga voglia, il ganacca la presunzione di scrivere i libri, ma da chi scrive i libri al Corriere della Sera che mi fa sto ragionamento e mi resta chi sul gos. Va bene gente, vorrei parlare d'altri ma magari sarà per la prossima volta. Santo cielo come mi dà fastidio, però dici la verità mi dà fastidio. Gente, salutoni dal Fabio di Scuola di Milanese e Cabaret Milano 2000. Se sento la prossima volta con una roba più leggera e magari in un bel postesino, un bel ristorante, in una bel teatro con ti meccano su milanese. Ciao amici, alla prossima, se sento.